Sono Caterina, gestisco la courtstore.com, è il primo marketplace della tradizione friulana dove si possono acquistare online prodotti di artigianato e cosmetici naturali della regione Friuli Venezia Giulia. Il sito è online da quasi 6 anni e l'idea è nata per valorizzare e promuovere nel mercato nazionale ma anche all'estero prodotti di qualità di artigianato della nostra regione, appunto. Provengo da una cultura umanistica, dopo i 5 anni di liceo mi sono iscritta a relazioni pubbliche e mi ha sempre interessato il settore della comunicazione. Dopo alcune esperienze lavorative nel settore del commerciale estero per diversi tipi di prodotti, mi sono ritrovata senza lavoro anche diciamo per motivi familiari, essendo diventata mamma 2 volte anche, e ho deciso di reinventarmi un lavoro, qualcosa che sentissi proprio mio e legato proprio alla mia terra d'origine. Credo che la posizione centralizzata di Udine a livello culturale, economico e geografico ci permetta di collaborare con una serie di produttori di artigiani della nostra regione e di andare a scovare quali sono le peculiarità del nostro territorio. Quindi da una parte si tratta di valorizzare le tradizioni locali e dall'altra anche però di scoprire le novità, perché i nostri laboratori artigiani, quelli della nostra regione intendo, sono davvero attenti a proporre sempre articoli e prodotti nuovi. La courtstore.com è uno shop online diviso per categorie merceologiche. Si possono acquistare prodotti per la cucina, per la casa, quindi complementi d'arredo, ma anche decorazioni, accessori per la cucina quali coltelli, taglieri e oggettistica del settore tessile. Inoltre c'è una categoria dedicata alla cosmesi naturale, così come agli accessori per donna, per uomo. Abbiamo anche implementato il sito con una sezione dedicata ai giochi da tavolo, e quindi sono delle idee regalo molto particolari e comunque all'interno del sito c'è la possibilità di trovare un articolo legato alla tradizione friulana andando a visitare la nostra categoria selezione speciale, contraddistinta proprio dai colori del Friuli, il blu e il giallo. Il nostro sito è abilitato per ricevere ordini dall'Italia e dall'estero, nello specifico in Europa, però possiamo spedire anche fuori Europa, basta scriverci un'email e noi possiamo organizzare la logistica. Riceviamo ordini personalizzati e possiamo fare spedizioni cumulative per ammortizzare anche le spese di spedizione, pensando soprattutto ai paesi esteri, extra UE naturalmente. Talvolta ci chiedono anche le confezioni regalo ai nostri clienti ed è un servizio attivo sul nostro sito, quindi ci sono molti prodotti per i quali c'è la possibilità di scegliere proprio la confezione regalo come un'opzione ulteriore e dare un servizio personalizzato ai nostri clienti. Quindi noi ci occupiamo di preparare una confezione regalo carina e magari diamo anche la possibilità di stampare un bigliettino con una frase, una dedica pensata proprio per chi riceverà questo ordine. I prodotti che sono presenti online derivano da un'attenta selezione che abbiamo fatto appunto prima di partire con il sito e che comunque continuiamo a fare per ricercare sempre produzioni nuove e accattivanti per il cliente. Il legame con la tradizione
e rimane, diciamo, il punto saldo della nostra scelta. Però naturalmente proponiamo anche prodotti più attuali, dove il legame comunque con il territorio, ma anche con la scelta delle materie prime, è un elemento fondamentale. Quando il sito è partito nel 2015 avevamo online alcune categorie, quindi la parte del tessile, delle decorazioni per la casa e degli accessori per la cucina per lo più, per poi arricchirsi con nuove idee regalo e la parte della cosmetica naturale. Le due linee di cosmesi naturale presenti sul nostro sito sono la linea Saut, a base di erbe officinali coltivate naturalmente a Cercivento in Carnia, e la linea Armo 1191, a base di arnica montana ultra concentrata e coltivata biologicamente ad alte quote sul Piancavallo. È stata la cooperativa Taviele di Cercivento alcuni anni fa a dar vita al marchio Saut. Infatti a Cercivento esiste questa antica tradizione locale di preparazione di medicamenti ed unguenti utilizzando le erbe provenienti dalla raccolta spontanea. Il termine Saut in lingua friulana significa sambuco, proprio perché in questi territori c'è una possibilità di trovare ampiamente il sambuco, e molte dei cosmetici realizzati a marchio Saut in effetti contiene questa pianta che ha delle proprietà molto importanti, anche emollienti. L'antica tradizione appunto del posto, ma in generale anche carnica, è ancora testimoniata. Se andiamo a visitare il Museo Gortani a Tolmezzo possiamo trovare riscontro di come questa tradizione erboristica sia veramente antica, perché in mostra ci sono questi erbolari che raccolgono la testimonianza di centinaia di anni fa, di quando queste medici o comunque persone che erano proprio interessate alla raccolta e all'utilizzo delle erbe ne facessero largo uso, proprio per risolvere problemi, insomma, e curare le persone. La linea a base di arnica montana Armo 1191 è coltivata sul Piancavallo. Si tratta di un altipiano della provincia di Pordenone, nella parte, diciamo, a nord di Aviano. Qui 10 anni fa la società agricola Conzato Giovanni ha dato avvio in maniera sperimentale alle prime coltivazioni di arnica montana. Si tratta di una pianta che richiede molta cura e dedizione. 2 anni fa hanno ottenuto la certificazione del biologico per quanto riguarda la coltivazione. Ad oggi la linea Armo 1191 è composta da 4 prodotti a base di arnica ultra concentrata, quindi è molto adatta nel caso di problemi articolari, muscolari, quindi eventi traumatici, quindi contusioni forti. E la linea è già utilizzata da fisioterapisti, massaggiatori, quindi professionisti del settore. Anche è molto consigliata a chi fa attività sportive. Da quest'anno la linea Armo 1191 è arricchita da un nuovo tipo di lavorazione che prevede il massimo dell'estrazione dei principi attivi dai fiori di arnica. Il fiore di arnica viene raccolto e non ricresce, la pianta non fa altri fiori, quindi ancor più questo è il pregio della pianta e diciamo la sua qualità deriva prima da un'attenta filiera, coltivazione e raccolta,
e poi anche da questo nuovo tipo di estrazione che ne permette veramente il massimo nella sua efficacia. Dal Piancavallo ci spostiamo di qualche chilometro e arriviamo a Magnago. Magnago è conosciuta in tutto il mondo per la sua produzione di lame per coltelli, coltellini di vario uso e forbici. E la tradizione è davvero antica perché ci sono testimonianze in età romana, grazie alla presenza di percorsi d'acque si era sviluppata la produzione e lavorazione di forgiare le lame, quindi qui venivano realizzate le armi, tradizione portata avanti anche molti secoli successivi durante la Repubblica di Venezia, per poi cominciare a svilupparsi invece nel settore della coltelleria, che ha visto proprio un espandersi, un boom nel Novecento, e quando dopo il secondo dopoguerra è iniziata proprio la richiesta di coltelli ad uso professionale soprattutto. Accanto alla linea appunto professionale, i diversi artigiani si sono specializzati nella produzione di coltelli ad uso casalingo, ma anche di accessori molto specifici, ad esempio per la caccia, per il settore nautico, quello della pesca, così come per forbici di diverso utilizzo. Ci sono moltissime aziende attive ancora a Magnago, più o meno grandi, che portano avanti questa antica tradizione e che puntano anche sull'innovazione. La ditta Due Ancore, ad esempio, ha dato vita alcuni anni fa all'innovativa linea Lamami, concepita per proporre il prodotto coltello in un'elegante confezione ecosostenibile, quindi coniugando lo stile, il fascino diciamo del coltello e la sua qualità, accanto però anche all'attenzione verso il mondo dell'ecosostenibile. Un'altra lavorazione tipica e peculiare del nostro territorio è quella dello skus. Lo skus è il nome che diamo in lingua friulana alla foglia della pannocchia. Le foglie delle pannocchie da centinaia di anni vengono lavorate per realizzare dei piccoli manufatti. La tradizione di lavorare le foglie della pannocchia si è sviluppata verso la fine dell'Ottocento per poi proprio espandersi nel Novecento. La foglia della pannocchia deve essere raccolta manualmente per poter dar vita a piccoli manufatti e oggetti di utilizzo quotidiano. Negli anni 60-70 del Novecento diversi artigiani, ma soprattutto le donne, avevano sviluppato dei veri e propri laboratori in casa, in quanto erano dedite alla realizzazione di sporte. La sporta è una borsa capiente caratterizzata anche da pratici manici che le permettono di conservare al suo interno diversi prodotti ed erano adatte anche per i contadini che stavano fuori tutta la giornata, che dovevano trasportare magari il cibo, la merenda, insomma il pranzo della giornata lavorativa, e che si spostavano con le biciclette solitamente. Lavorare una sporta non è un'impresa così facile, bisogna avere molti anni di esperienza ed abilità, e si parte da un intreccio dove appunto vengono intrecciate le singole foglie una ad una, e poi grazie a degli stampi di legno questo intreccio viene lavorato fino a realizzare proprio un manufatto, una borsa rigida.
Accanto alle sporte che comunque avevano, diciamo, permettevano anche all'economia locale proprio di avere una spinta. Sappiamo che centinaia di sport venivano spedite non solo in Italia ma anche all'estero negli anni 60 e 70, quindi accanto a questa produzione si sono sviluppate un po' alla volta anche altre forme più che altro decorative, quindi di oggettistica. E ricordiamo ad esempio le bamboline, le famose bamboline in cartoccio, che soprattutto negli anni 70 e 80 sono state molto richieste proprio per festeggiare un avvenimento magari come la nascita di un bambino, quindi il battesimo, piuttosto che un matrimonio. Ci è sembrato interessante quindi riprendere questa antica tradizione locale e dare la possibilità a clienti, quindi non solo in Italia ma anche all'estero, di poter ordinare un prodotto che appartiene alla nostra cultura ma che è difficilmente rintracciabile nei mercati tradizionali. Rimanendo legati alla nostra tradizione, facciamo un salto in Carnia per presentarvi il gughiette. Il gughiette è un oggetto che deriva dalla tradizione carnica. E quando tempo indietro gli uomini avevano creato e forgiato questo manufatto che originariamente era in ottone, in un metallo, in una lega insomma abbastanza a portata di mano, che contenesse i ferri della gughie, cioè del lavoro a maglia che facevano le donne mentre erano comunque impegnate in altri lavori, che potevano essere appunto lavorare nei campi, portare il fieno, e intanto avevano le mani impegnate a fare questo lavoro perché non si ferissero con i ferri. Li potevano infilare in questo monile, ecco. E in tempi più recenti a Tolmezzo si è diffusa appunto la promozione, la valorizzazione di questo oggetto, che anche noi proponiamo online. Lo potete trovare nella sezione dedicata all'oggettistica o comunque alle idee regalo. Lo proponiamo in una versione cuscinetto, quindi tessile, ma su richiesta può essere presentato anche con altri materiali. Sul nostro sito trovate anche una sezione dedicata agli scarpez. Gli scarpez sono le calzature della tradizione friulana. In tempi appunto meno recenti è iniziato a svilupparsi diciamo, la produzione in casa di queste calzature che derivano dal recupero di materiali di scarto che avevano le donne in casa. Avevano necessità comunque di una calzatura comoda che potesse essere anche resistente quindi all'utilizzo esterno. Pensiamo a tutte le ore che passavano nei campi o comunque anche sulla neve a camminare e a lavorare quotidianamente. In tempi più recenti si è sviluppato la richiesta nuovamente di questo tipo di calzatura. Noi quindi abbiamo deciso di proporla online, sia nella versione originale, che prevede una cucitura completamente eseguita a mano per legare la parte superiore, la tomaia, alla suola, e sia in una versione diciamo più moderna, che comunque piace molto ai nostri clienti ed è richiesta quindi non solo in Italia ma anche all'estero. Collaboriamo con diversi laboratori artigiani proprio perché riteniamo che sia interessante dare a tutti la possibilità di scegliere il paio di scarpette che preferiscono. Sul sito potete trovare diversi modelli, quello con ricamo floreale, con la stella alpina, il tradizionale, ma anche alcune versioni senza ricami, colorate, sia per donna che per uomo,
ma anche per bambina. Esiste lo scarpet chiuso e anche quello in versione sabot, quindi aperta. Lo scarpet è una calzatura molto comoda che si può utilizzare anche nei luoghi esterni, permette proprio una passeggiata tranquilla, comoda e sicura, quindi sono calzature oltre che carine, confortevoli e robuste nel tempo. Le ceramiche della tradizione friulana sono un'altra parte della nostra proposta online. Alcuni dei laboratori artigiani più noti del nostro territorio portano ancora avanti questa tradizione richiamando degli antichi motivi floreali che si sono sviluppati soprattutto con il famoso laboratorio Galvani di fine Ottocento, un laboratorio appunto che aveva sede a Pordenone e che si è sviluppato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e ha dato vita, a seconda del periodo, a diversi motivi floreali piuttosto che geometrici. Aveva come simbolo, come logo, un piccolo gallo che quindi mettevano proprio sul retro magari del piatto o comunque sulla parte inferiore dell'oggetto, del vasetto. Questa tradizione è portata avanti da alcuni ceramisti locali che ancora oggi propongono appunto i motivi del Galvani e soprattutto il motivo floreale in color rosso, blu e giallo che richiama proprio la tradizione friulana. Questi tipi di oggetti, quindi come brocche, vasetti, piuttosto che salsiere o poggiamestoli, vengono regalati soprattutto in occasione di ricorrenze o proprio donate a una persona che risiede fuori regione, fuori Friuli, che ha subito un richiamo con la nostra terra. Alcuni di questi prodotti possono essere anche personalizzati scrivendoci magari un saluto, il tipico mandi dal Friul, piuttosto che bevini in legrie, quindi un brindisi, ecco, di gruppo dedicato all'amico, a chi viene regalato questo prodotto. La Corte è sempre alla ricerca di prodotti innovativi e dall'anno scorso abbiamo online sotto la sezione dei cosmetici naturali anche il prodotto Ribolla per mani, un prodotto dell'azienda vinicola Colavini, un mix di 10 oli essenziali, un prodotto naturale ma soprattutto un igienizzante per le mani. Un'idea regalo davvero graditissima e oltre ad essere igienizzante il prodotto è anche piacevolmente profumato. La nostra sezione di idee regalo si è arricchita ultimamente anche da alcuni prodotti di legatoria con dei quaderni personalizzati con bellissime immagini del nostro Friuli. Quindi è un prodotto veramente pensato per chi desidera fare un regalo mostrando qualcosa del nostro territorio, quindi immagini in questo caso di Udine, Cividale ed Aquileia. All'interno della sezione del regalo troviamo anche la parte dedicata ai giochi da tavolo con il prodotto Barcolana che è stato ideato proprio in occasione di questa regata del Golfo di Trieste che annualmente appunto si tiene ad ottobre. È un divertente gioco da tavola organizzato in maniera di gara velica proprio e arricchito da simpatici personaggi e equipaggiamenti da poter acquistare durante il percorso. Inoltre dall'anno scorso sono a disposizione online anche le carte Matarane, però attenzione, è un articolo ad edizione limitata e sono delle carte da briscola, che è il gioco da carte nostro friulano,
Ogni carta è stata illustrata, quindi rivista in chiave anche umoristica, anzi satirica, da importanti artisti e illustratori della nostra regione. Per rimanere aggiornati sulle novità che proponiamo o per ricevere delle promozioni specifiche, potete iscrivervi alla nostra newsletter. Lo potete fare direttamente dall'home page e inserire la vostra email. Inoltre siamo presenti su Facebook, su Pinterest e anche su Instagram. Se avete piacere di seguirci, metterci un like.